Pronto? Eli, dove sei? In Agri? Sì. Perché ero nel mais, abbiamo trovato un ragno giallo e nero gigante. E allora? Adesso lo sto portando lì. Provaci. Gli occhiali per cosa? Perché le foglie del mais si possono far male agli occhi. E dove le prendo adesso gli occhiali? Vado a vedere dai in casa. Potevi dirmelo, me li prendevo subito. Allora siamo pronti per portare questo tubo dentro il mais. Poi la trattore potente. Vediamo se ce li ho in casa, se no non so dove. Per fortuna sono qua. Ok, occhiali trovati, adesso aspetto a metterli. Mi serviranno per dopo, insomma, per non farmi male con le foglie del mais. Adesso siamo pronti ad andare. Adesso stiamo andando nel campo là in fondo perché c'è un problema con una guarnizione. Gli era successo che era andata fuori una volta, ha provato a cambiarla, è andata fuori un'altra volta, quindi il padre ha pensato che è un problema del tubo. Allora adesso stiamo andando a cambiarlo. L'unica cosa è che dovremmo entrare proprio dentro il mais, che adesso è abbastanza alto, insomma. Questo è il motivo per cui appunto mi sono portato anche gli occhiali. Immersi nel mais saremo. Devo stare attenti anche a non perdersi, col Centauro 70 in modo da trasportare più facilmente il tubo. Vedete, lo tiene su con la pala dal davanti. Questo campo qui è proprio vicino a un distributore di benzina. Eccoci arrivati. Prima di proseguire con il video vorrei ringraziare Agrimec, che come alcuni di voi sanno già sponsorizza questo e tutti gli altri video legati alla coltivazione del mais. Vi devo dare anche un'importante novità. Infatti dal 1° luglio Agrimec, attraverso una fusione per incorporazione, è diventata parte integrante di Stral, che è un'azienda leader nella realizzazione di essiccatoi fissi. Adesso in pratica è un'unica azienda con 2 linee di prodotto che mira a offrire soluzioni sempre più efficaci e innovative in termini di risparmio energetico e tutela dell'ambiente. Se volete andare a vedere tutti gli essiccatoi più potenti che realizzano, vi lascio il link del loro sito web in descrizione a questo video. Ma adesso come fai a orientarti dentro lì? Andiamo avanti finché catena il tubo. Cosa fai dritto così? Ecco, adesso ci addentriamo nel mais qua. È alto, sarà alto 2 metri e... 3 metri. 3 metri? No, 3 metri. Sei alto 2 metri sì? Io sono 1,85. Quasi 2 metri. Se uno si perde qua non viene più fuori dopo. Vabbè, continuo ad andare dritto. Mi vanno tutte le foglie negli occhi. Mi sembra di essere in quei documentari che dicono adesso andremo a provare. Era meglio mettersi maniche lunghe. Sì? Maniche lunghe, queste foglie qua dopo non danno fastidio. Urca. Stop un attimo qua, sennò continuo a prendere in faccia foglie. A casa non puoi neanche schivarle, perché sono dappertutto. Adesso faccio una corsa. Faccio tutto. Adesso dove vai? Ah, c'è il tubo, boh. Così in modo perpendicolare è più difficile passare, perché non c'è la fila, non c'è spazio tra una pianta e l'altra. Di norma uno non si pensa di andarci in mezzo al mais come stiamo facendo. No. Oh, ma non si arriva più? Fin dov'è? Sembra che siamo sempre arrivati. Adesso ci siamo, dai. Prova a tenere questo proprio intanto. sì ci siamo. Dai, tieni fermo. Urca. Attenzione che si sbilancia facilmente. Porca, che roba. Ma che ragno che c'è lì? È giallo, nero e giallo. Se fosse mia sorella, va. Ma qual è il tubo che ha problemi? Questo qua? Questo qua. Diventa Spider-Man se mi becca. Spider-Man giallo. Quando l'hai messo giù era basso il mais qui? Sì, era alto una spanna. Ma che roba sto ragno? Ti becca secondo me questo qua. Forte anche. Dov'è qua? Tubo? Là. Avanti là. Beh, dov'è? Lì. Se vuoi mi metto là così vedi dov'è. Dai, vai là. È qua il tubo. Prova a vedere se riesci a agganciarlo. Ma è quello sopra o quello sotto? Dai, quello sotto l'è. Aspetta. L'hai agganciato? Ma non riesci a agganciarlo questo? Cioè è troppo curto. È dentro tutto. Dai, sì. È andato dentro. No. Via, fammi vedere, dai. Vedi com'è?
quello di ferro con quello di alluminio. Ma se non vanno bene allora perché li metti insieme? Adesso come fai qua? Dobbiamo fare sempre come prima. Devo alzarlo? Dalla parte dell'aparo. Là se lo vedi. Ho mollato, Dov'è qui? Qua dove sono io. Non so se vedi. Qua dove c'ho il piede deve andare. Lo infiliamo dopo. Metti giù. Qua io sono giusto. Adesso è un'impresa metterlo giù lì con tutte le foglie che ci sono. Sì. Devi tirarlo un po' indietro. Ancora. Boh. Adesso butta. Boh, aspetta. Boh, tira. Ok. E non ho capito cos'è che vuoi adesso. Niente. Quella lì è la guarnizione rotta. Quella è quella vecchia. La porto a casa. Quella La vecchia. buttavo fuori qua. Portiamola a casa. Bisogna tirare, inchila la cavalletta un po'. Cosa vuol dire in chi? Devo andare alla cavalletta? Sì. Vado alla cavalletta. Boh, è fissa. Di là è inganciato. Quale? Sto guardando io, dai. È inganciato il tubo, dai. Il tappo è inganciato. Il tappo di testa. Boh, possiamo tornare. Se lui magari va appena andando fuori, si sposta un po', ancora va fuori. E lì mi toccano gli archi. Andiamo, portiamo via il tubo. Devo stare attento a non perdere il cappello. Come essere nella giungla qua dentro. Penso se perdi tipo il cellulare qua dentro non lo trovi più. A meno che non hai qualche riferimento. Oh, qua è un problema perché è la fine del campo, viene seminato al contrario. Oh, siamo fuori, arrivati. Adesso quando lo provi? Penso domani mattina. Missione compiuta. Boh, possiamo tornare adesso. Sono serviti gli occhiali. Pronto? Eli, dove sei? In Agri? Sì. Perché ero nel mais, abbiamo trovato un ragno giallo e nero gigante. E allora? Adesso lo sto portando lì. Provaci. Provaci. Adesso arrivo. Dove sei? Alessandro, dai, non rompere. Ma se lo faccio solo vedere. Ma non fai la foto, va bene? E lo lasci là, va bene? No, ma ce l'ho qua, ormai sono qua. L'ho preso su. Alessandro, non rompere. L'ho portato apposta per te. Dai, non mi rompere. Adesso faccio finta di portarglielo alla Eli, mia sorella. Intanto il padre è andato a scaricare il tubo sulla vicino al legnaio. Sì, c'è. C'è. No, stai fermo, tanto non c'è Eli. Non c'è. Sì, non c'è, dai, vieni qua. Dai, Eli. 3, 2, 1. Va bene, dai ragazzi, anche questo scherzo gliel'ho fatto. Comunque c'era davvero il ragno gigante giallo e nero. Lo vedrai nel video? Non lo guardi?